Come spazio e rubriche di Gnovis dal Monte. In tal 2001 è nasciuta la rete di Scuolis Frisali World che promuove la internazionalizzazione di studenti, docenti e personale attraverso scambi didattici internazionali, progetti di internazionalizzazione Grand Trai e proposti formativi molteplici. La sua denominazione è reclama le tre regioni dove sono localizzate le scuole di secondo grado che hanno dato origine ai reti Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Ligurie. Dal 2022 ha sviluppato il progetto Stories e Memories, programma di ricerche e azioni sull'emigrazione dopoguerra in Argentina, Australia, Canada e Stati Uniti, con recupero di testimonianze patrocinate dal Senato e che agli oltre de poi dal Ministro dal Forest. Per queste regioni partecipano l'Istituto Malignani di Udine, il Paolino di Aquileia e il Convit Paolo Diacono di Cividate. E dal progetto di Accetta fanno parte anche i nostri sfogolari che ospitano studenti e accompagnano in diverse attività educative, culturali e ricreative. Di poco hanno dato il supporto il Centro di Furlan di Avejaneda di Santa Fe, il Fogolar di San Francisco in Argentina, il Fogolar Big Apple di New York e il Fogolar Furlan di Esquel in Patagonia Argentina che proprio in che sdish ha accompagnato studenti e insegnanti in diverse attività culturali. Tra gli istanti si fantassano imparata a fare il Feltri Patagonic e accompagnarsi dal Consiglio direttivo dal Fogolar hanno potuto visitare le aziende a Trevelin, le aziende agricole Vignas di Nante, Falde, Furlane, Maura Bianchi, il Museo Molino Arinero e il Chiamp di Tulipans, dove che in un scenario di cartoline hanno danzato sugli snotis di Schiarazzola Marazzola. Presentate il 21 di ottobre in sede delle società filologiche furlane alle partite il primo corso base di lingue furlane destinata a un pubblico di lingua inglese e di lingue spagnole. Tutti i due corsi sono organizzati dando indicazioni dal livello base A1 dal quadro europeo di riferimento per slenghis e sono ideati, proiettati e gestiti da filologiche in grazie dal finanziamento di Arlef e con la collaborazione di Ent Friuli in Talmonte. Iniziative di gran successo e tante di ottenere tutte esaurite in pochi ori, con 150 utenti registrati che vengono di Argentina, Australia e Canada, Spagna, Uruguay, ma anche di Austria, Galizia, Germania, Grecia, Paesi Basques, Paesi Bassi e Sudafrica. Tanti sono gli emigrati furlani dal foreste e loro discendenze, altri sono insegnanti o appassionati di lingue, ma anche cui che è curioso proprio di conoscere una nuova lingua. Il corso è anche il risultato di domande continue dal foreste di lingue, di culture e di identità. La CET VUT al denote la voglia dei furlans in des comunitas furlanis dal monte che avvioni la marilenghe tanche strumenti per connettersi o tornare a connettersi con le slidrisce e con l'identità furlane su queste prime edizioni pilote che si sviluppa in 10 settimane di corse e daranno risposte positive de bande dai Erlevs. I corsi verranno riproponuti in tal 2025. E ridotto per usgnot con Gnovis e tornin a Viodisi lunis. Mandi e buone serate di Viodisi.